Buonasera, i titoli di Sicilia 24. È un giallo la morte di un uomo di 40 anni trovato nella sua casa a Scicli, siamo nel Ragusano. Dai rilievi dei RIS le ferite sul suo corpo, il sangue trovato nell'appartamento non escludono un omicidio. Dolore, rabbia e richiesta di aiuto alle famiglie si sono celebrati ad Alcamo e Palermo i funerali di altre 2 vittime della strage di Casteldaccia. In 5 hanno perso la vita durante il lavoro. A Trapani la protesta dei sindacati davanti alla prefettura chiedono misure più rigide sulla sicurezza dopo la morte di Giovanni Carpinelli, precipitato a Salemi da una pala eolica. A Palermo, morto disabile grave di 57 anni che, costretto a vivere nel letto, ha dato fuoco all'appartamento in cui abitava, la madre salvata dai vigili del fuoco. Nuovi retroscena sulla strage di Altavilla Milicia, potrebbero esserci un collegamento con la setta contro il maligno di Collesano, guidata da un ex frate ai domiciliari per maltrattamenti. La crisi colpisce anche l'apicoltura. A Zafferana la denuncia dei produttori di miele: siamo in ginocchio, dobbiamo alimentare pure le api. Taormina va verso un nuovo boom di presenza, i turisti americani e i big della moda investono sul territorio. Calcio, inizia domani l'avventura play-off del Catania, gara d'andata sul campo dell'Atalanta, under 23, divieto di trasferta per i residenti e i nati a Catania e provincia. Buonasera, i RIS di Messina potranno indirizzare i carabinieri sulla giusta pista da seguire. Al momento è un giallo la morte di un uomo di 40 anni trovato privo di vita in casa a Scicli, nel Ragusano. Le ferite sul suo corpo e il sangue trovato nell'appartamento fanno pensare ad un omicidio. Adelaide Barbagallo. I RIS hanno fatto i primi rilievi per cercare di svelare la causa della morte di Giuseppe Ottaviano, il quarantenne trovato privo di vita nella sua casa di via Manenti a Scicli. Il loro lavoro potrà indirizzare le indagini nella giusta direzione. I carabinieri hanno iniziato dalle scale ad analizzare alcune tracce per poi arrivare fino alla camera da letto, dove è stato trovato il corpo dell'uomo con ferite al viso, al capo e al naso. Il sangue sulle pareti della casa farebbe pensare alla presenza di più persone nell'abitazione al momento del ferimento di Giuseppe Ottaviano, che poi si è rivelato mortale. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di omicidio. L'uomo, da tutti chiamato Peppe, è molto conosciuto in paese, così come la sua famiglia. Tra i misteri che i carabinieri dovranno svelare c'è quello dell'ora della morte, che potrebbe essere avvenuta tra sabato notte e domenica. Secondo alcuni racconti dei vicini di casa, Ottaviano avrebbe parcheggiato la sua Audi Q3 sabato notte e non sarebbe più uscito. La procura di Ragusa disporrà l'autopsia e relativi esami tossicologici potranno fornire altri elementi utili alle indagini. Dolore, rabbia e richiesta di risposte e di aiuto alle famiglie. Si sono celebrati ad Alcamo e Palermo i funerali di altre 2 vittime della strage di Casteldaccia. In 5 hanno perso la vita durante il lavoro. Luca Ciliberti. Dolore e rabbia. Oggi i funerali di altre 2 vittime della strage di Casteldaccia. Nel grande cortile dell'oratorio salesiano della Chiesa delle Anime Sante ad Alcamo, in provincia di Trapani, l'ultimo saluto a Roberto Raneri. Aveva solo 50 anni. Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, nel corso dell'omelia, ha voluto che la comunità si stringesse attorno a Benedetta, la moglie, e ai suoi 2 ragazzi, Chiara e Gioele, e idealmente a tutti i familiari delle vittime della tragedia. E poi l'appello davanti ai sindaci di Alcamo, Partinico e Casteldaccia. Sono situazioni nelle quali non ce la facciamo da soli a gestire tutto quello che un dolore del genere porta con sé. Stamattina si è fermato tutto il quartiere di Ballarò, l'ultimo saluto a Giuseppe La Barbera, pianti, disperazione, lacrime e rabbia nella chiesa del Carmine. Tanti amici e parenti con le magliette e la foto di Giuseppe stampata. Per tutta la settimana il quartiere è stato in silenzio, in segno di rispetto per i La Barbera che in zona gestiscono una rivendita di bombole. Un ragazzo buonissimo, molto buono. Siamo tutti scioccati, siamo rimasti tutti confatte lei quello che vede. Questo è il nostro amore che avevamo sopra questo ragazzo, che era un ragazzo meraviglioso. Don Pietro Leta, nella sua omelia, ha ammonito la politica sottolineando il numero crescente di morti nel lavoro. Cos'è successo a Casteldaccia, si chiede il parroco. Al centro dell'inchiesta c'è la Quadrifoglio, la ditta per cui lavoravano le vittime, e il suo titolare Antonio Di Salvo, che al momento è l'unico indagato.
Ma attenzione, si allarga anche a un panorama di presunte irregolarità e carenze che potrebbero aver contribuito alla tragedia e al sistema dei lavori in subappalto che spesso non garantisce le competenze e le qualifiche delle ditte per eseguire determinati lavori. E intanto proseguono le indagini sulla morte dell'operaio Giuseppe Carpinelli, caduto sabato da una pala eolica a Salemi. Gli investigatori vogliono accertare se sono state rispettate le norme di sicurezza. Nel frattempo i sindacati oggi sono scesi in piazza a Trapani. Laura Spanò. Procura di Marsala e Carabinieri di Salemi da 2 giorni indagano se all'interno del palo 3 del parco Erghe Windy Energy tra Castelvetrano e Salemi, oggi sotto sequestro, dove è morto l'operaio Giuseppe Carpinelli, 33 anni, di San Mauro dei Cavoti, sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza. L'impresa, che aveva avuto in subappalto i lavori, stava eseguendo un potenziamento dell'impianto. Carpinelli, operaio esperto, è precipitato da più di 80 metri d'altezza per poi schiantarsi su una passerella di metallo, circa 40 metri più sotto. Pare che nessun cavo di sicurezza, obbligatori per lavorazioni in altezza, ne ha impedito o interrotto il volo, ma sarà la procura, che intanto ha anche disposto l'autopsia sul corpo dello sfortunato dipendente, a dover rispondere a questa domanda. Intanto monta la protesta dei sindacati. CGIL e CISL e UIL si sono ritrovati davanti alla prefettura di Trapani per un sit-in, dove hanno ribadito con forza la loro preoccupazione per la lunga scia di incidenti sul lavoro, chiedendo un'azione forte e sinergica fra tutte le realtà che hanno la responsabilità di far tornare a casa i lavoratori sani e salvi. Ad affermarlo sono Sergio Palmeri di CGIL Trapani, Leonardo Lapiana di CGIL Trapani e Palermo e Tommaso Magaddino, UIL Trapani. Crediamo che le normative del governo che riguardano praticamente la regolamentazione del mondo del lavoro e la frammentazione del mondo del lavoro, così come le leggi del codice degli appalti, debbono essere immediatamente cambiate. Saremo qui per poter parlare anche col prefetto di Trapani, per poter portare avanti quelle che poi ormai diventano delle istanze comuni sull'aumento del numero degli ispettori, sull'aumento del numero dei medici del lavoro, sulla diffusione complessiva del tema della sicurezza sul lavoro. La questione della sicurezza sul lavoro deve diventare materia di insegnamento nelle scuole. A Palermo ha fatto un volo di 10 metri cadendo con la sua Vespa dentro una buca lasciata aperta in via Castelforte. Con la scarsa illuminazione quella trappola sull'asfalto non si vedeva e così il motociclista ha fatto una bruttissima caduta e ha sbattuto la testa. Il casco lo ha per fortuna protetto, soccorso dall'ambulanza che però è arrivata un'ora dopo. E adesso c'è la tragedia della solitudine. Restiamo a Palermo. Un uomo disabile di 57 anni è morto nell'incendio della sua casa. Non poteva alzarsi dal letto. Salva la madre. Marco Gullà. Dato fortissimo, sì. Però non sapevo che c'era qualche vittima, non lo sapevamo, si è scoperto dopo. Il boato, le fiamme, la paura. Un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla a Palermo, vicino alla stazione centrale. L'uomo era disabile, costretto a vivere nel letto, così avrebbe deciso di farla finita dandosi fuoco nell'appartamento in cui abitava assieme all'anziana madre. La donna, 87enne, dormiva in un'altra stanza e non si sarebbe accorta delle fiamme. È stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare, è stato trovato morto nella sua stanza. Alle 2 di notte io sentivo, aprendo poi nella terrazza, c'era questo fumo che poi il cattivo odore che c'era. Infatti poi ci siamo allarmati e siamo presi tutti di paura, ovvio. È stato un bel po' comunque. L'incendio ha distrutto l'appartamento al 6° piano. I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto l'appartamento, sono riusciti a salvare la donna che si trovava in una stanza vicino alla porta d'ingresso, ma durante le operazioni di spegnimento è stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo che si trovava nella sua stanza. Il nome di un ex frate arrestato per maltrattamenti riconduce la strage di Altavilla Milicia. Dietro i 2 casi lo stesso fanatismo religioso. Ci dice tutto Lorena Dolci. 2 episodi simili avvenuti nel giro di appena 50 chilometri, tanto distano Altavilla Milicia, teatro della strage durante un esorcismo, e Casa Mariana a Collesano, considerata una vera e propria setta creata dall'ex frate Giulio Scozzaro, arrestato per maltrattamenti a febbraio scorso insieme a un medico di 50 anni che doveva liberare la sua famiglia dal maligno. Il nome di Scozzaro, un ex religioso dimesso dal proprio ordine, potrebbe essere il filo conduttore tra questa vicenda e quella di Altavilla, nella quale sono stati uccisi Antonella Salamone
Ramone, figli Kevin ed Emanuel, e sulla quale restano ancora molti punti oscuri. Mentre Giovanni Barreca e la coppia Carandente Fina continuano ad accusarsi, a carico di Scozzero c'è l'accusa di maltrattamenti per aver convinto il medico a sostanziose donazioni e per aver manipolato i 2 figli, minacciandoli e costringendoli a lavorare nella sua tenuta. La procura di Termini Imerese sta indagando su entrambi i casi, dimostrando così l'esistenza in provincia di Palermo di una serie di 7 fai da te. Le possibili connessioni tra i 2 casi sono contenute in un'informativa della polizia giudiziaria. Entrambi i nuclei familiari, scrivono infatti gli inquirenti, sono stati fortemente influenzati dalla loro guida spirituale e portati a credere che la moglie, madre e le figlie sorelle fossero possedute da una legione di demoni. In comune c'è lo stesso fanatismo, la visione apocalittica, l'allusione al diavolo per isolare e annullare la volontà degli adepti. Il nome dell'ex frate si intreccia poi con quello di Gisella, la sedicente veggente di Trevignano Romano, che sostiene di vedere la Madonna e di riceverne messaggi. Il ponte sullo Stretto, dagli interessi di società conosciute alle casse dello Stato alle polemiche, con una certezza che regala anche oggi il ministro Salvini: la volontà di aprire i cantieri entro il 2024. Francesco Triolo. Il ponte delle polemiche e degli affari che già unisce l'Italia, perché attorno all'opera della quale il ministro Salvini ne sta facendo il suo cavallo di battaglia politico ci sono interessi ed appetiti che già viaggiano a tutte le latitudini. Sono le aziende italiane, spagnole e giapponesi che dovrebbero costruirlo per adesso a beneficiarne con aumenti in borsa del 15 al 30% delle loro quotazioni, ma soprattutto ci sono aziende già note alle casse dello Stato, la Rock Soil dell'ex ministro Pietro Lunardi, la Proger SPA che ha nel suo CDA Chico Testa e l'ex presidente di INPS Antonio Mastravasqua, tutti intrecci economici e di rapporti che potrebbero trovarsi ai piedi dei piloni del ponte, anche se ad oggi nulla si sa sui contratti interni tra Eurolink e queste società. E il progetto ponte per adesso rimane tutto a carico delle casse dello Stato, un progetto del 2011 revisionato in poco tempo con le perplessità e le polemiche di chi negli ultimi giorni ha fatto notare poggerà su una faglia sismica attiva senza una strumentazione adeguata in circolazione che possa testare la tenuta dei cavi, con adesso la richiesta di ulteriori 4 mesi che la Stretto di Messina ha chiesto per rispondere alle osservazioni della commissione Via Vas del Ministero dell'Ambiente, a proposito delle quali è intervenuto oggi il ministro Salvini. I tecnici hanno deciso di prendersi 4 mesi in più per questioni ambientali, ha detto, aggiungendo: nessuno fa un ponte perché crolli, è evidente che non è così, io farò di tutto per aprire i cantieri nel 2024. Siccità e cambiamenti climatici, crisi senza precedenti per l'apicoltura. Siamo andati a Zafferana per raccogliere il grido d'aiuto dei produttori di miele che dicono: siamo in ginocchio e dobbiamo alimentare pure le api. Tonino De Mano. Le produzioni sono azzerate, nel migliore dei casi siamo passati dalle 20-30, in alcuni anni eccezionali, 30 kg a cassetta, quest'anno zero. Zero agrumi, zero millefiori, pochissima sulla. Scarseggia anche il miele in Sicilia, con la produzione azzerata e con le api stesse che non riescono più a nutrirsi, tanto da dover ricorrere ad un sostentamento artificiale. Costi su costi che aggravano una situazione già drammatica, con centinaia di aziende che stanno raschiando il fondo del barile. Preoccupazione e rabbia a Zafferana, dove i produttori lanciano l'ennesimo grido d'allarme. Chiediamo al nostro ministro, alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali di attivarsi affinché ci diano una mano in una situazione catastrofica. Mai una crisi così pesante. Siamo sul lastrico, il nostro proprio un grido d'allarme, perché ne vale della sopravvivenza delle nostre api. Non abbiamo prodotto nulla, si parla di un ammanco che va oltre il 95%. Anziché produrre alimentiamo le api. Quindi non ce la facciamo più. Quinta annata consecutiva di crollo produttivo, un crollo verticale dovuto alla siccità, ai cambiamenti climatici e ancor peggio agli elevati costi di produzione legati anche al nomadismo, ovvero ai continui spostamenti per consentire alle api di trovare l'habitat giusto. Servono risposte immediate, proclami, annunci e interventi tampone non bastano più, perché i macchinari qui sono fermi. Zafferana vive di apicoltura e purtroppo, vista l'attuale situazione, abbiamo bisogno di un aiuto concreto. Siamo già a metà maggio, ancora c'è il laboratorio completamente lindo e pulito, non abbiamo ancora prodotto neanche un grammo di miele, io come tutto il resto degli apicoltori di Zafferana. A rischio solo a Zafferana ben 300 aziende che vivono di api e per le api. E si preannuncia una settimana quasi rovente sotto il punto di vista delle temperature. Gli esperti prevedono picchi anche di 35 gradi e in Sicilia arriverà la sabbia del deserto. Francesco Aloi.
C'è caldo, ma non è ancora abbastanza. La Sicilia si prepara a vivere una settimana rovente o quasi. Un campo di alta pressione porterà le colonnine di mercurio anche al di sopra dei 30 gradi. Queste sono secondo me le anomalie del cambiamento climatico. Questo è un anno anomalo, però dai, diciamo che avrei preferito più pioggia. Speriamo di no, perché se inizia già da adesso e caldo sarebbe veramente un trauma. Sì, siamo pronti perché sappiamo il caldo quando arriva, perché qua noi passiamo dal freddo al caldo, quello potente. Gli stabilimenti balneari si preparano a riaprire. Nel frattempo le spiagge libere sono sempre più piene. Quando non si lavora c'è chi ne approfitta per un bagno. E poi ci sono loro, i turisti, che si tuffano nella vacanza in tutti i sensi. Fuori fa caldo ma l'acqua è fredda. Fresca, dai, pensavo di peggio, è che il sole è così forte in questi giorni, siamo veramente fortunatissimi che l'acqua sembra più fresca di quel che l'è, in realtà. L'anticiclone in arrivo dall'Africa colpirà la Sicilia, soprattutto tra mercoledì e venerdì. Catania, Palermo, Siracusa e Agrigento saranno le province più calde. Attenzione però, perché da metà settimana dovrebbe arrivare anche la famosa sabbia del deserto. Il sole quindi potrebbe essere offuscato dalla polvere rossa, ma non il caldo. Al nord invece scende la pioggia. Ci fermiamo una breve pausa, poi porteremo a Taormina dove è già boom di turisti. Taormina si prepara a superare il record di presenze dello scorso anno con oltre 1 milione di pernottamenti. A trainare il turismo sono gli americani che hanno superato gli storici tedeschi e inglesi. Un boom preceduto anche dal grande fermento commerciale con i big della moda che scelgono Taormina per grandi investimenti. Eva Spampinato. Taormina riconquista il suo ruolo di perla dello Ionio, capitale del turismo siciliano di lusso, con le grandi catene alberghiere che investono in città e i marchi della moda internazionale che aprono boutique esclusive per un target di altissimo livello. Gli ultimi sono gli ambasciatori del Made in Sicily nel mondo, ovvero Dolce & Gabbana, che hanno rilevato lo storico bar Mocambo di Piazza 9 Aprile, un fermento commerciale che viaggia di pari passo con quello del settore alberghiero, con una lunga serie di investimenti e trattative che hanno riportato Taormina tra le mete più ricercate, soprattutto dagli americani, complice il forte traino della serie TV The White Lotus. Gli stranieri in testa sono gli americani già dall'anno scorso e hanno superato i clienti tedeschi che per tanti anni, per decenni, erano sempre nella top, al numero 1. Il presidente degli albergatori di Taormina, intervenuto questa mattina a Buongiorno Sicilia, conferma il trend in forte crescita. 1,3 milioni nel 2023 di pernottamenti. Complimenti, veramente. Quest'anno se riusciamo a fare di nuovo 1,3 milioni siamo già soddisfatti. Il boom turistico si vede anche sui social, dove il brand Taormina è amatissimo e instagrammato come pochi altri luoghi in Sicilia. Taormina negli ultimi 2 anni è stata oggetto di molte attenzioni e di molti acquisti sia di strutture alberghiere che anche di negozi, quindi abbiamo tutti i brand più blasonati che si sono insediati a Taormina. L'aspettativa da parte degli operatori economici rimane quella di una svolta sul fronte di alcune iniziative strategiche che potrebbero migliorare la qualità della proposta turistica e la qualità di vita e di servizi offerti ai cittadini. E adesso ci occupiamo del caso, uno dei casi italiani tra i più eclatanti di errore giudiziario e gogna mediatica. Ad Agrigento presentato il libro di Enzo Tortora, Lettere a Francesca, indirizzate dal carcere alla moglie, la senatrice Scopelliti. Sentiamo Davide Sardo. Dunque, dove eravamo rimasti? Ecco come Enzo Tortora commentò il suo ritorno in televisione dopo la sua assoluzione del tutto liberatoria il 15 settembre 1986, subito dopo il verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli che ribaltò la sentenza di primo grado. Tortora, un anno dopo l'arresto e per 7 mesi in carcere, fu assolto dalle accuse di essere stato parte della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e i giudici riscontrarono la non attendibilità dei camorristi
che resero dichiarazioni contro di lui. La sua innocenza fu confermata definitivamente alla Cassazione nel giugno del 1987. Meno di un anno dopo, il 18 maggio dell'88, Enzo Tortora morì per un cancro ai polmoni. A 36 anni dalla sua morte, il caso Tortora riecheggia ancora come caso italiano tra i più eclatanti di errore giudiziario e di gogna mediatica. In cella scrisse numerose lettere, molte delle quali indirizzate alla figlia Silvia e alla moglie Francesca, la senatrice Scopelliti. E Lettere a Francesca è adesso il titolo di un libro appena presentato al Museo Archeologico Regionale Griffo di Agrigento. Nelle lettere traspare quello che era la cultura, il carattere, la moralità di Enzo, e lui mi dice: io voglio la verità e la voglio vedere in piedi davanti a me, non vuole scorciatoie, si arrabbia con gli avvocati che cercano di convincerlo ad accettare alcuni piccoli provvedimenti di tipo legale per potergli far avere gli arresti domiciliari. Lui dice: no, io devo uscire da qui a testa alta. Nel corso del dibattito sono emerse anche le proporzioni della piaga dell'errore giudiziario in Italia. Negli ultimi 30 anni l'Italia ha riconosciuto oltre 30.000 errori giudiziari, una media di 1.000 all'anno, 3 al giorno, corrispondendo oltre 800 milioni a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. Una breve pausa al calcio, poi con il Catania che domani debutta nella fase nazionale dei play-off. Eccoci al calcio, domani è il giorno del debutto del Catania nella fase nazionale dei play-off, rossazzurri impegnati in trasferta contro l'Atalanta Under 23, partita vietata ai tifosi proprio del Catania. Francesco Triolo. Lo stadio di Caravaggio sarà senza colori rosso-azzurri. La trasferta in Lombardia in occasione del primo turno della fase nazionale dei playoff in Serie C è stata infatti proibita ai tifosi del Catania. Un divieto di vendita dei biglietti per i residenti ed anche per i nati nella provincia etnea, che taglia fuori anche i tifosi nati in Sicilia ma emigrati al nord. Senza l'apporto del pubblico sarà quindi importante l'approccio e la mentalità contro una squadra, l'Atalanta di Modesto, che corre e gioca un calcio propositivo, ha già mandato a casa Trento e Legnago. Da Fiuggi, dove era in ritiro e dove questa mattina è stata svolta la seduta di rifinitura prima della partenza per la Lombardia, i messaggi dei rossazzurri sono di grande fiducia. No, sicuramente sarà una bella partita, due squadre che vorranno giocare a calcio e sarà una partita a intensità, però cercheremo di portarla a casa. Sicuramente un Catania che ha voglia, sappiamo che fuori casa abbiamo avuto qualche problema, soprattutto nel girone di ritorno, però sono due gare importanti, quindi dobbiamo portarla al massimino con un buon risultato. Zeoli dovrebbe quindi ripartire dalla formazione vista contro il Benevento, con Quaini quindi a centrocampo, Cicerelli mezzala, Welbeck in mezzo e con Contec pronto a dare una mano davanti alla difesa se dovesse essere necessario. In attacco Cianci e Di Carmine. 3-5-2 il modulo speculare a quello dell'Atalanta. La partita contro i nerazzurri verrà a Telecolor in campo con il Catania, 4 ore di diretta live nell'appuntamento extra large di diretta stadio dalle 19.30 con i nostri inviati a Caravaggio, Angelo Patanè e Marco Carri, per trasmettervi le emozioni rosso-azzurre dell'esordio nei playoff. Sarà, come al solito, possibile interagire con lo studio attraverso il numero WhatsApp 342 77 12 855. Io mi fermo qui con questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.